Morta la 77enne di Masera, accoltellata ieri in casa dal marito che non sopportava più la sua condizione dopo l'ictus e la gestione della malattia. Piange in continuazione, gli era cascato il mondo addosso, racconta il suo legale pronto a chiedere la perizia psichiatrica. L'anziana era stata dimessa dall'ospedale di Montebelluna da pochi giorni, una tragedia evitabile, dice il sindaco che chiama in causa l'ULSS. La replica: ha fatto tutto il possibile, non si capacita di quanto accaduto alla figlia Aurora. La comunità di Maser resta sconvolta, ma tra molti cittadini c'è comprensione per il 74enne. Venerdì sera allo sfogo al bar parlava di eutanasia, diceva che quella non era più vita. Shopping online con la carta di credito dell'anziano amico ricoverato in ospedale e poi morto, quarantenne denunciato dalla finanza. Aveva comprato vestiti, un iPhone e una poltrona. Operazione antidroga dei carabinieri a Villa d'Asolo. Lo spaccio avveniva vicino al parcheggio della chiesa parrocchiale. 33enne bloccato con hashish e cocaina. Al via i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà Mogliano a Mestre lungo il Terraglio. Obiettivo: mettere in sicurezza il tragitto, ma anche valorizzare il cicloturismo tra le ville venete. Morto a 94 anni Luigi Dallava, storico calzolaio di Codogniera, il più anziano ancora in attività nella Marca. 2 anni fa ci aveva aperto le porte della sua bottega. Presentato a Ca' Poggio il programma del campionato mondiale di gravel con un percorso che attraversa le colline del Prosecco. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Prima dei servizi subito rilanciamo il sondaggio già lanciato nel corso dei nostri telegiornali. Oggi 25 settembre ed è un anno esatto da quelle elezioni che hanno portato il centro-destra al governo e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, primo premier donna della storia della nostra Repubblica. È tempo di bilanci in questi giorni da più parti, ve lo chiediamo anche a voi un bilancio. Un anno di governo, Meloni promossa, se per voi sì 0422 162 6691, se per voi invece no, bocciata 04 o rimandata 0422 162 6690. Questi dunque i numeri di telefono come sempre, comparirà in sovraimpressione. Numeri gratuiti, ve lo ricordiamo sempre, e se trovate il numero occupato non preoccupatevi perché il nostro cervello elettronico cattura la vostra decisione, la vostra scelta nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni. Come sempre a Ring questa sera il risultato del sondaggio, ne parleremo tra poco parlando anche della politica. Andiamo avanti e c'è la cronaca in primo piano, inevitabilmente con la tragedia di Maser, perché è morta all'alba di oggi Manuela Bittante, la 77enne accoltellata ieri dal marito nella loro casa di Coste di Maser. Nel carcere di Santa Bona Sergio De Zen continua a piangere, a dirsi disperato, e la difesa è pronta a chiedere la perizia psichiatrica. Lui è un uomo molto sofferente, piange ininterrottamente, non mi dà l'idea in questo momento che lui sia molto presente a se stesso. Un uomo che piange ininterrottamente, aver appreso stamattina che purtroppo la moglie è deceduta è stato proprio uno shock. Viene descritto come un uomo disperato Sergio De Zen, il 74enne in carcere a Santa Bona per aver accoltellato la moglie invalida Manuela Bittante, 77 anni, in questa casa di Via Metti a Coste di Maser, ora sotto sequestro. Con la morte della donna, avvenuta all'alba al Cafoncello di Treviso dopo ore di agonia, la sua posizione è peggiorata da tentato omicidio a omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Manuela, uccisa a mezzogiorno di domenica con un fendente in pieno petto, a casa era ritornata da pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale di Montebelluna. 1 mese e mezzo di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in lungodegenza per un ictus che l'aveva paralizzata in buona parte, costringendola ad alimentazione con sondino e tracheotomia. Una gestione per la difesa dell'uomo che si è costituito nell'immediatezza del gesto insostenibile, almeno tra le mura domestiche. Si è creata una situazione non voluta naturalmente da nessuno di loro, è rimasta ricoverata presso l'ospedale di Montebelluna per 2 mesi e poi l'hanno riportata a casa, ma in una situazione sostanzialmente quasi vegetativa, insomma, quindi il signore aveva bisogno, era assolutamente in stato di incoscienza, aveva bisogno di un'assistenza, di una cura ininterrotta per 24 ore e il signore De Zen e la figlia sono stati così, insomma, incaricati di svolgere attività, diciamo così, che sarebbero di competenza dei sanitari. Questa è la versione della difesa che chiama in causa di fatto la rete sociosanitaria, tanti però i punti che vanno chiariti. Sembra che la donna, per quanto grave, fosse cosciente della sua situazione e che lo stesso marito, accanto alla figlia Aurora, si fosse detto pronto a seguirla in casa. Il letto, messo a disposizione dall'ULSS, era stato posizionato all'ingresso dell'abitazione. Per lui era fonte di grandissima sofferenza vedere la moglie
ridotta in quelle condizioni così improvvisamente, da che stava bene 2 mesi fa. Ritratto confermato dai vicini di casa, ancora increduli per la domenica di sangue che ha sconvolto l'intero paese. Si è visto in condizioni un po' critiche e ha perso le staffe, come si dice. La disperazione, secondo me, che vederla così, che soffriva, basta. Non ci sono altre spiegazioni. Non ci sono altre spiegazioni. No, per me no. E dunque c'è quel nodo del ritorno a casa, lo avete sentito già nel primo servizio di Christian Arboit, del ritorno a casa dopo il ricovero a Montebelluna, una tragedia evitabile, dice il sindaco di Maser, Claudia Benedos, che chiama di fatto in causa l'ULSS 2, che a sua volta replica e dice di aver fatto tutto il possibile. Intanto la figlia Aurora, di 45 anni, non si capacita di quanto accaduto. L'ho sentita molto provata, non si è ancora capacitata di quello che è successo. A 24 ore dalla morte violenta di Manuela Bittante per mano del marito Sergio De Zen restano lo shock di un'intera comunità, ma anche la vicinanza alla figlia Aurora, in casa al momento del delitto ma in un'altra stanza. La 45enne è ospitata da una zia fuori comune. Ora in tanti si interrogano sui perché, ma soprattutto sul grado di disperazione di quella famiglia travolta dalla malattia della donna. Una tragedia della disperazione. Le chiedo, sindaco, che si poteva evitare? Io credo anche di sì. Spiace doverlo ammettere, però bisognava che chi dimetteva la signora avesse valutato le capacità effettive di farsi carico a domicilio, di gestire la signora, perché era molto grave. La signora. Alla base quindi un difetto di comunicazione con i sanitari che secondo Benedos dovevano rapportarsi diversamente con i servizi sociali. Un'operatrice del comune è stata nella casa di Via Metti venerdì. Ci ha confermato che la signora era molto grave, ma comunque era vigile, non parlava, però riusciva a comprendere cosa gli stava succedendo, cosa gli è successo, e sembra anche che riuscisse a comunicare scrivendo su un foglietto. L'ULSS 2 dal canto suo dice di aver fatto tutto il possibile con la figlia Aurora sottoposta a formazione specifica per la PEG, l'alimentazione con sondino. La 45enne era stata individuata come caregiver. Il mio servizio di cui sono responsabile è che si prende cura di questa tipologia di pazienti, per cui non vengono lasciati da soli. Avevamo parlato con la figlia che si era detta disponibile a seguire la madre e quindi fare questo ruolo di caregiver e quindi prestare assistenza alla madre a domicilio, per cui avevamo provveduto anche a fare della formazione a fine agosto. E sempre il medico di reparto ha parlato con il marito che aveva espresso il desiderio di portare la signora a casa e che avevano già un appuntamento per l'8 di settembre con i servizi sociali del comune di residenza. Insomma, Sergio De Zen e la figlia Aurora avevano manifestato una volontà precisa. In caso contrario, sottolinea Lombardo, sarebbero state trovate soluzioni alternative. Che se la signora non era in grado di portarla a domicilio, quindi per liberare il posto acuto in attesa di una ulteriore collocazione della signora in un posto adeguato, tipo casa di riposo, avremmo potuto sicuramente sistemarla per il periodo necessario in ospedale di comunità. Quello di Pederobba è quello che noi gestiamo. C'è poi un altro fattore di natura economica. Quello che la figlia mi ha detto domenica, quando io ho detto mamma mia, ma avete portato a casa la mamma così grave, e mi ha detto sindaco, purtroppo ci avevano chiesto 3.000 euro per una casa di riposo, quindi mi hanno detto, visto che io per il momento non lavoro, ho deciso di accettarla e di portarla a casa. Anche qui l'ULSS 2 spiega di aver informato la famiglia su tutte le soluzioni praticabili. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza. Insomma, uno scenario complesso dietro questa tragedia, con anche visioni contrapposte di quanto accaduto. Resta un paese inevitabilmente sconvolto e le voci, quelle frasi riportate dallo stesso Sergio, il marito, al bar, lo racconta il titolare del bar del centro. Da quando Manuela Bittante era stata colpita dall'ictus, si interrogava spesso Sergio sulla eutanasia.
Venerdì pomeriggio ci siamo trovati e, come di consueto, ho chiesto come stesse sua moglie e mi diceva che era una situazione molto critica, che l'avevano portata a casa dall'ospedale mercoledì, che poi hanno provato ad alimentarla, ma la situazione era un po' precipitata, non riuscivano a gestirla. In questo contesto abbiamo fatto due parole per quanto riguarda il discorso della possibilità di fare di scegliere il fine vita, questo famoso testamento biologico che non è mai stato portato a termine in Italia per tanti motivi, e lui era rammaricato di non poter scegliere effettivamente di dare una dolce fine a sua moglie. Questo era un po' quello che era emerso dalle nostre discussioni, ecco. E lui probabilmente ha avuto un po' di difficoltà, diciamo che dal punto di vista psicologico può darsi che abbia avuto un piccolo proprio crollo, e la debolezza l'ha portato a compiere questo gesto insano, ecco. Quello che io posso dire è che qua in paese tutti comprendono e vogliono bene a Sergio, e non ho sentito parole di cattiveria o di vituperio nei confronti del suo atto, questo lo posso dire con certezza, ecco. Tutti comprendono che è stato un gesto d'amore, anche se un po' particolare, diciamo, non proprio perfetto, un gesto d'amore perfetto, ecco. Siamo rimasti tutti molto sorpresi di questo gesto. Era un uomo quindi molto pacifico, lei ce lo descrive così? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il fatto che ne avessimo parlato non lasciava presagire che lui poi potesse compiere questo gesto, assolutamente. Torneremo ovviamente nei prossimi giorni, già da domani, con ulteriori sviluppi su questa vicenda. Lasciamo questa vicenda, ma restiamo nella cronaca shopping online con la carta di credito dell'anziano amico ricoverato in ospedale e poi morto, un quarantenne denunciato dalla Guardia di Finanza di Treviso. Non si era fatto scrupoli di derubarlo già quando era sul letto d'ospedale e ha continuato dopo la morte, ma la sua avidità gli è costata cara e una denuncia da parte della Guardia di Finanza. Lui è un quarantenne del Coneglianese che nell'arco di poche settimane ha usato per acquisti online la carta di credito dell'amico, un 75enne medico in pensione ricoverato in ospedale e poi morto. Carta sottratta evidentemente durante una delle visite in ospedale o forse prima. Le indagini sono partite da una querela presentata dai parenti del defunto e hanno permesso di constatare attraverso l'analisi delle movimentazioni dei conti correnti che la carta di credito del pensionato è stata usata dall'indagato per acquistare sul mercato elettronico prodotti per circa 4.000 euro, tra cui alcuni articoli di abbigliamento, un iPhone e una poltrona. Le spese pazze sono finite soltanto quando la carta è stata bloccata dalla banca dopo la morte del proprio cliente. Fondamentali sono state le informazioni ottenute dal servizio antifrode dell'azienda di commercio elettronico per provare che a utilizzare la carta di credito della vittima è stato proprio il quarantenne che per portare a termine gli acquisti ha indicato nel portale web della società il proprio account, il numero di telefono personale da contattare per la consegna dei prodotti e i propri indirizzi di residenza e di posta elettronica. E poi nell'Asolano l'operazione antidroga dei carabinieri, lo spaccio avveniva, pensate, vicino al parcheggio della chiesa parrocchiale. Da tempo i carabinieri di Castelfranco stavano monitorando alcuni parcheggi di Villa d'Asolo non distanti dalla chiesa parrocchiale, dove erano soliti aggirarsi in orario serale e notturno individui sospetti che sembravano in attesa di acquistare dello stupefacente. Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno quindi fatto scattare il blitz dopo aver notato che un soggetto giunto a piedi in uno dei parcheggi era salito su un'autovettura con a bordo altri 2 giovani. L'operazione ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare complessivamente a carico di quest'ultimo più di 30 grammi di cocaina, 140 grammi di hashish, 2.200 euro in contanti e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. L'uomo, un 33enne di origini marocchine, è stato così arrestato. A Borso del Grappa, l'ennesimo incidente, protagonista un'attività di parapendio, c'è un tedesco ferito. Paura nel pomeriggio per un parapendista tedesco caduto in atterraggio in zona Valle Santa Felicita tra Borso del Grappa e Romano Dezzelino. L'uomo, che lamentava forti dolori alla schiena, è stato subito soccorso da una donna che si è poi rivelata essere una paramedica del servizio di emergenza del Belgio, in vacanza nel Vicentino, la quale ha iniziato i primi controlli e ha allertato il SUEM. Arrivati medico e infermieri, il paziente è stato stabilizzato e caricato in ambulanza per essere poi trasportato all'ospedale di Montebelluna con un trauma lombare. E poi l'improvvisa morte ieri di Alberto Suri Panaioli, siamo a Treviso, 60 anni, stimato tecnico navale di fama internazionale che è morto tragicamente ieri quando attorno all'ora di pranzo è precipitato dal terrazzino di casa. La chiamata ai soccorsi è stata immediata ma purtroppo vana, il 60enne era già morto sul colpo.
Treviso sconvolta anche per questa improvvisa scomparsa e per la notorietà di Panaioli, diplomato al Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso. Aveva studiato architettura e ingegneria navale a Trieste ed era stato cadetto dell'Accademia Navale. Sul luogo della tragedia sono intervenute le volanti della questura. La data dei funerali ancora non è stata fissata, bisogna chiarire le esatte cause della sua morte. Lasciamo la cronaca adesso e parliamo di una importante opera attesa da anni. Al via infatti oggi i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà Mogliano a Marocco, di fatto a Mestre e quindi a Venezia, lungo il Terraglio. Una opera che terminerà nel marzo del 2024 con l'obiettivo non solo di mettere in sicurezza il tratto per i ciclisti, ma anche di valorizzare il cicloturismo attraverso le ville venete lungo il Terraglio. Oggi è una giornata storica per Mogliano, perché iniziano i lavori di un'opera attesa da molto tempo, e cioè la pista ciclopedonale che collegherà Mogliano Veneto al comune di Venezia. 2 chilometri di pista ciclabile che andranno a collegare il centro di Mogliano a Marocco, dove termina la pista realizzata lungo il Terraglio dal comune di Venezia. Oggi al via i lavori che termineranno a marzo. Sono 2.400.000 euro, soldi PNRR che coprono l'intera opera e che siamo riusciti a portare a casa, che siamo riusciti a mettere in campo rispettando delle tempistiche strettissime grazie agli uffici tecnici. Un'opera molto attesa che servirà per mettere in sicurezza i ciclisti, ma anche a valorizzare la storica via napoleonica, simbolo di Mogliano. Il grande boulevard infatti verrà piantumato di nuovi alberi, nuovi platani che andranno a sostituire quelli che nel tempo purtroppo sono morti, sono stati tolti. Andremo anche a illuminare la strada con 56 nuovi lampioni e inoltre andremo appunto a mettere in sicurezza i ciclisti e i pedoni. La nuova pista verso Mestre partirà all'altezza di via Ronzinella. Il grosso del percorso sarà sul lato ovest del Terraglio, lato dove verrà messo in sicurezza per i pedoni anche il tratto di strada verso il centro di Mogliano, attualmente molto pericoloso, con un percorso pedonale e 3 attraversamenti. Particolare attenzione anche all'aspetto turistico, visto che il Terraglio si trova sul tracciato della Venezia-Monaco, molto frequentata da cicloturisti di tutta Europa. A loro saranno dedicate delle piazzole di sosta con pannelli informativi davanti alle storiche ville venete. Abbiamo cercato al meglio di dare un valore con la piantumazione di alberi, con l'illuminazione e con tutto quello che ci va dietro, sia di giorno per la viabilità di chi lavora e sia nella fase dei weekend per il turismo. Vi faccio rivedere, eccolo qui, un anno di governo, Meloni promossa, quelle le 2 opzioni. Allora la politica, c'è un destino in Lega ancora appeso, quello dell'assessore regionale Caner nelle mani del Consiglio federale del partito. Il caso Caner all'esame del Comitato di Disciplina e Garanzia del Consiglio federale della Lega, che dovrà decidere del futuro nel partito dell'assessore regionale finito insieme ai colleghi di giunta Giampaolo Bottaccini e Roberto Marcato nel mirino per le posizioni tutt'altro che in linea con quelle del leader Matteo Salvini, rese ancora più evidenti dalla decisione di non salire sul palco di Pontida. A rischio ci sarebbero la tessera da militante e pure le deleghe a Palazzo Balbi. Ma guardi, al momento io non ho avuto nessuna comunicazione. Quindi insomma ne so quanto ne sapete voi, io continuo a fare il mio lavoro, quello che dovevo dire l'ho detto, giustamente sono un amministratore ma mi occupo di politica da 30 anni, quindi è giusto che esprima anche il mio pensiero. Detto questo, una volta fatto, io sono già concentrato sul mio lavoro, ho tante deleghe, ho tanti impegni, stiamo lavorando per l'agricoltura, per il turismo, per un Veneto che sia più prosperoso. Se ho detto le cose che ho detto è proprio perché a me sta a cuore il Veneto, la provincia di Treviso in particolare, e quindi noi vogliamo vedere sul nostro territorio quelle opere importanti realizzate per far crescere, continuare a crescere questo splendido Veneto. A decidere sulla sua sorte politica non solo Salvini, ma anche il segretario regionale Alberto Stefani, con cui Caner è entrato in rotta di collisione, e il governatore Luca Zaia, che invece continua a gettare acqua sul fuoco. D'altro canto, ribadisce l'assessore regionale, non ci sono somme non versate al partito né la volontà di passare a Forza Italia. Quello che sto vivendo, ribadisce Caner, è semmai un attacco montato ad arte. Queste sono polemiche che sono nate secondo me da parte di qualcuno, diciamo così, create
apposta. Infatti i nomi non si conoscono, si leggono sui giornali queste polemiche, ma nessuno si è mai palesato, il che significa che c'era proprio questa volontà di creare un po' di zizzania, forse perché sanno che io sono un po' eretico e dico quello che penso. Continuerò a farlo con il rispetto di tutti, la mia non è una battaglia personale nei confronti di nessuno, questo che sia chiaro, ma il mio compito da, diciamo, rappresentante anche della Regione Veneto è di tutelare il mio territorio. E intanto, mentre vi chiediamo, lo facciamo rivedere il vostro giudizio sul governo Meloni, ad esprimere un giudizio è la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Primo anno di governo alla prova degli artigiani della CNA del Veneto che venerdì si riuniranno in assemblea a Villa Foscarini. Promosso per l'ascolto, il governo ha dato attenzione alle istanze della piccola impresa e dell'artigianato, ma le aspettative sono molto alte. Per Matteo Ribon, segretario regionale, le questioni più importanti sono ancora al palo. Penso che la prossima finanziaria sarà un campo molto importante di prova. Occhi puntati sul PNRR che ad oggi continua a tagliare fuori una buona parte del mondo della piccola impresa. Su 6.000 bandi a livello nazionale, riferisce Ribon, solo il 17% di questi è affidato a piccole imprese che rappresentano il 98% del tessuto produttivo del territorio. Noi siamo attori non protagonisti, perché in qualche maniera le riforme stanno viaggiando su una dinamica molto legata alla pubblica amministrazione e molto legata a tematiche che devono ancora trovare, per quanto riguarda il nostro mondo, una concreta partecipazione. Noi abbiamo proposto che ci sia una suddivisione per lotti funzionali, in modo che ci sia la possibilità di far concorrere le imprese. Diverse le domande poste che ora attendono una risposta, come risolvere il nodo della logistica, il punto debole del paese. Senza la logistica non riusciamo a sostenere le filiere lunghe. Serve manodopera, gli artigiani sono pronti a formare anche i richiedenti asilo, ma per farlo, dicono, serve una squadra. La bottega artigiana è per sua natura luogo di formazione, ma non può pensare di gestire la formazione solamente all'interno della propria struttura. Bisogna che ci siano dei percorsi di accompagnamento culturale, di lingua, di trasferimento di competenze di educazione civica, tutta una serie di cose preliminari che non possono essere banalizzate. E a proposito di artigianato e di mestieri che di fatto quasi non ci sono più, è morto a 94 anni Luigi Dallava, storico calzolaio di Codognè, il decano dei calzolai della Marca. 2 anni fa ci aveva aperto le porte della sua bottega. Avere una certa ambizione di accontentare la persona che occorreva qualcosa dal calzolaio. E ora ti era orgoglioso perché ti fai la scarpa in misura. L'orgoglio di fare il suo mestiere non lo ha mai lasciato nemmeno per un istante, ed ora che Codognè e la Marca dicono addio al più anziano calzolaio in attività, resta la nostalgia di quella passione. S'era andato in punta di piedi Luigi Dallava, Gigetto di Roverbasso, come tutti lo conoscevano. Sempre attivo nonostante l'età. Classe 1929, lo avevamo incontrato nel 2021 quando il Covid faceva ancora paura, ma non a lui, che dall'età di 15 anni si metteva ogni giorno il grembiule e sedeva al suo tavolo di lavoro colmo di chiodi, di pezzi di cuoio e di altri attrezzi personalizzati. Questa qua ti butta sul mastice e te stira, e dopo ti incolla il tac, la siola. Hai i pennelli per mastice, pensa Infatti mi sti qua, tutti cacciavive. Una vita a soddisfare i clienti, a dare il meglio, a veder passare in bottega tutte le classi sociali del paese. I politici che scarpe mettevano? Era più vecchio perché faceva durare dei pino e faceva più aggiustare. Mi l'ho fatta a tutti perché sebbene chi era povero una volta, mi aveva la missione di farsi fare la scarpa del calzolaio. In queste ore il post su Facebook dei familiari che gestiscono l'omonimo storico negozio di calzature a Roverbasso. L'addio commosso a un pezzo di storia. Non si fermava mai Luigi Dallava, in bici lo si vedeva spesso, ad animarlo la passione per il lavoro e quell'orgoglio che non lo ha mai abbandonato. In tutti questi anni quante scarpe hai riparato? Non ti puoi far conti. Opla! E così lo salutiamo anche noi. Adesso pochi istanti di pubblicità. Eccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Andiamo a Riese Piedecimo, mentre si avvicina
Ormai di settimana in settimana l'appuntamento del ritorno atteso delle spoglie mortali di Papa Sarto nella sua città, uno degli appuntamenti degli eventi legati a questo ritorno è la nuova tappa del Festival del Viaggiatore, ieri proprio a Riese Pio X. I cammini sono una straordinaria occasione per conoscere l'Italia e soprattutto l'Italia cosiddetta minore, che in realtà ha dei paesaggi straordinari, dei momenti culturali incredibili che sono tutti da scoprire. Il viaggio, anzi il festival, approda a Riese Pio X. Se il viaggio è metafora della vita, ci insegna la Kermesse, modo migliore non c'è per farlo se non a piedi. E così, tra la serie di luoghi scelti per esprimere l'anima di un territorio, c'è anche il comune trevigiano che ha dato i natali a Papa Pio X. In occasione del 120° anniversario dalla sua elezione, le spoglie di Papa Pio X ripercorreranno le terre in cui affondano le radici del suo pontificato. Ieri, nel cortile dell'abitazione in cui nacque Giuseppe Sarto, diversi gli interventi. Sicuramente simbolico per il viaggio, perché sicuramente Pio X è in qualche modo stato un grandissimo viaggiatore e quindi seguiamo le sue orme e cerchiamo di andare alla scoperta dell'Italia, soprattutto di un'Italia più autentica, più vera, che racconta l'identità dei luoghi. Per Riese è un'occasione incredibile anche di visibilità. Io credo che sia con il cammino ma anche con altre tipologie di turismo, che può essere quello itinerante legato per esempio ai camper, bisogna cominciare a scoprire molto di più il territorio. Al contempo è un'occasione per creare luoghi di incontro e di scambio tra viaggiatori, perché è un festival dedicato appunto al viaggiatore, tutti siano viaggiatori, sia chi adesso ad esempio sta racconta le proprie esperienze, i propri percorsi, ma anche noi che ascoltiamo, quindi uno scambio di esperienze e di punti di vista. Presenti alla 9ª edizione del Festival del Viaggiatore dedicato all'Arca diversi ospiti che hanno portato l'esperienza del viaggio della loro vita. Maria Grazia Cucinotta, Daniela Lucangeli, Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico della Nazionale di Atletica Leggera, oggi alpinista ed esploratore. E il turismo si valorizza non solo anche con queste iniziative, ma anche con lo sport. Presentato oggi a Ca del Poggio il programma del campionato mondiale di gravel e il percorso che attraversa le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Sbarca nelle colline patrimonio dell'umanità il campionato mondiale di gravel, disciplina ciclistica in grande ascesa, che sta avvicinando numerosi appassionati e che si caratterizza per la versatilità con cui le bici utilizzate possono percorrere sia sentieri sterrati che strade asfaltate. Cerchiamo di portare questo mondiale a un altissimo livello, presenteremo dei percorsi magnifici all'interno del nostro territorio, fra il Piave e le colline. Giunta alla sua seconda edizione, la competizione è stata organizzata in tempi record, un'eccezionalità se pensiamo a quanto tempo viene impiegato per promuovere eventi di questo genere. È un campionato del mondo da organizzare in 28 giorni, penso non sia mai successo. 610 attualmente gli iscritti, 42 le nazioni partecipanti, 30 gli italiani in gara, tra i quali anche Matteo Zurlo, neocampione nazionale. In arrivo anche i big internazionali. Nomi noti in questo momento che certi di partecipazione c'è Wout van Aert, che è uno dei 3 più forti ciclisti su strada al mondo, è arrivato secondo al mondiale su strada, secondo all'europeo, quindi di altissimo livello. Le prime a gareggiare saranno le donne sabato 7 ottobre, a seguire domenica gli uomini. I percorsi avranno inizio al lago Le Bandie, a Spresiano, toccheranno circa 26 comuni, per poi terminare a Pieve di Soligo. Stiamo lavorando veramente in team con tutti gli organizzatori, con tutti gli sponsor per dare il meglio, per rappresentare al meglio il nostro territorio. Si tratta di un grande traguardo per la provincia di Treviso, che si riconferma come la più ciclistica d'Italia e che ha in progetto anche l'ambiziosa costruzione di un velodromo. Manca una formica per fare il velodromo a Treviso, poi siamo i migliori in assoluto sul ciclismo, al primo posto nel mondo. È una volontà anche della Regione finire quest'opera, che è fondamentale, ripeto, non solo per l'ambito sportivo ma anche per l'indotto che crea sul territorio. Credo che sarà un impegno che la Regione prenderà assieme anche a altre istituzioni del territorio. Dal ciclismo alle autodepoche e alla vincente e combattuta gara della marca classica, tornata nel fine settimana, gara valevole per il tricolore organizzata da ACI Treviso. È
tornata la marca classica. Organizzata da ACI Treviso, la gara di regolarità classica e turistica ha visto protagoniste fiammanti auto d'epoca accanto ad altre più moderne, impegnate in un percorso tra i luoghi più belli della provincia di Treviso, valorizzando negli aspetti turistico, paesaggistici ed enogastronomici. Facciamo i complimenti al territorio della provincia di Treviso. Noi l'unico merito è che cerchiamo di valorizzare questo non solo a Treviso ma anche in tutta Italia, perché questa tappa di campione italiano devo dire che ogni anno viene sempre più partecipata, più sentita dagli equipaggi, e questo ci fa solo che piacere, perché la manifestazione è un termine di paragone anche per le altre. Una cinquantina gli equipaggi partecipanti, ai quali se ne sono accodati altri 20 nell'abbinata gara con la formula turistica, tutti entusiasti sia del percorso tecnico della gara che dei luoghi attraversati. Gli organizzatori hanno fatto un bel percorso e anche a livello proprio nostro tecnico, bello anche perché dei posti spettacolari. Io credo che io le conosco queste zone, ma quelli che non la conoscono rimangono abbagliati. Una gara difficile, prove tecniche, anche salita, discesa, tubi storti e paesaggio mozzafiato, quindi ci stiamo trovando veramente bene. Grande la soddisfazione per gli organizzatori. Lo scopo è quindi di portare qui le persone a vedere e poter gioire di tutto il bello, delle bellezze che noi abbiamo qua intorno, organizzandogli una manifestazione degna del titolo che portiamo di campionato italiano. È un paesaggio fantastico, mille volte la gara più bella del campionato italiano. Dalle auto d'epoca ai bolidi dell'aria c'è tempo fino all'8 ottobre a Palazzo dei 300 per visitare la mostra itinerante sui 100 anni dell'aeronautica militare. Dalle geste eroiche dei pionieri dell'aria fino ad arrivare alle nuove sfide tecnologiche e scientifiche in campo aeronautico e spaziale. Quella di Treviso a Palazzo dei 300 è l'8ª tappa della mostra espositiva che percorrerà l'Italia da nord a sud per celebrare i 100 anni dell'aeronautica militare. Un debutto tra cimeli storici e avanguardie particolarmente caro alla marca che nel territorio di Strana ospita la base del 51esimo stormo. Questo per noi suggella ovviamente un percorso, ma soprattutto un'unione estremamente robusta col territorio trevigiano che ovviamente vede nel 51esimo stormo e nel RMA di Treviso i due nostri capisaldi operativi qui sul territorio. La mostra itinerante è curata dal 5° reparto comunicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, unica sede nel Triveneto. Ci piace, siamo molto affezionati a ricordare il record della velocità conseguito nel 1934 dal maresciallo Agello del reparto alta velocità sul lago di Garda con la media di ben 709 km all'ora con l'idrocorsa MC72. Record tuttora imbattuto per velivolo a pistone alternativo di quel tipo. L'aeronautica militare fa parte della nostra comunità, fa parte del nostro tessuto sociale, tanti nostri cittadini arrivano proprio dall'arma dell'aeronautica, quindi con grande orgoglio ringrazio il comandante Chiadoni perché ha voluto con grande determinazione portare qui questa mostra che si sviluppa tra il Salone dei 300 e la Piazza dei Signori. La città di Treviso è stata scelta dai vertici delle forze armate per la tradizione aeronautica consolidata nel territorio, così il comandante del 51esimo stormo caccia di Strana, il colonnello Emanuele Chiadroni. In Piazza dei Signori occhi e cellulari puntati sui velivoli AMX e F-104. La mostra resterà aperta fino all'8 di ottobre. E adesso andiamo nel Bellunese. Inevitabilmente il caso pista da bob in primo piano, con 1 migliaio di persone che ieri hanno partecipato all'ultima chiamata per dire no alla realizzazione della pista a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Se è stata davvero l'ultima chiamata, così come recitava l'invito rivolto ai cittadini del gruppo consiliare Cortina Bene Comune, è presto per dirlo. Quel che è certo è che all'appello hanno risposto in massa per dire no alla costruzione della pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. 1 migliaio all'incirca da Veneto, Friuli, Alto Adige, Lombardia e Piemonte. E Cortina ha raccolto il grido corale dei movimenti che stanno lavorando su più livelli, istituzionali e politici. Ho depositato 2 interrogazioni al Ministro, una in relazione all'impatto ambientale della pista, quindi con gravi rischi in relazione al dissesto idrogeologico, e l'altra interrogazione viceversa l'ho proposta sul tema dell'impatto economico, quindi della sostenibilità economica
di questo intervento. Smuovere la politica per tutelare l'ambiente, la salute e le tasche dei cittadini. Quelli di Cortina temono per i costi di gestione della pista che resteranno in capo al comune. Ieri a stretto giro è intervenuto con una nota il primo cittadino Gianluca Lorenzi. Fino a quando non avremo una chiara prospettiva finanziaria e garanzie in merito, il comune di Cortina non potrà fornire una certificazione formale al CIO. Poi la stoccata, l'ennesima nei confronti delle scelte dell'amministrazione ghedina, che, precisa Lorenzi, hanno comportato la firma di garanzie senza una chiara comprensione delle implicazioni per l'economia locale. Sulla costruzione dello sliding center sia in alto mare, l'appalto non è ancora stato assegnato e più i giorni passano a vuoto e più si potrebbero rafforzare le manifestazioni di interesse inviate al CIO da Innsbruck e da St. Moritz. L'alternativa sostenibile, insomma, c'è. Si inaugura la stagione autunnale a Longarone Fiere. Il calendario propone inizio ottobre l'evento sul prodotto più strategico che l'ente fieristico ha in mano e che si pone sulla filiera turistica. In arte di partenza c'è Dolomiti Oreca, la terza fiera dell'ospitalità e della ristorazione in montagna. Una fiera che può essere uno strumento in mano anche ad altri soggetti che sono chiamati in questa provincia a fare turismo. 200 espositori e 200 marchi rappresentati. Longarone Fiere, con la terza edizione di Dolomiti Oreca, evento per l'ospitalità e la ristorazione in montagna, lavora ai fianchi di chi opera per declinare sul territorio il concetto di destinazione turistica. Il 2, 3 e 4 ottobre nel quartiere fieristico di Longarone sono attesi 6.000 visitatori. Il sipario si alzerà con la premiazione per la prima volta nel Bellunese dei ristoranti di eccellenza nel Veneto grazie a FIPE, Confcommercio e Regione Veneto. 47 i ristoranti in lizza che con il loro lavoro offrono un'immagine positiva del territorio in Italia e nel mondo. In fiera quest'anno una novità che riguarda il mercato del lavoro. La Veneto Lavoro verrà in fiera, contatterà tutte le aziende per capire qual è la loro richiesta e poi attraverso una ricerca sostanzialmente che andrà non solo nel Veneto ma oltre il Veneto cercheremo di portare lavoratori che possano fare la stagione nella nostra provincia. Un lavoro che passo passo sta premiando gli sforzi compiuti dal nuovo corso di Longarone Fiere che si evolve per rispondere alle richieste del mercato. È rimasto uno dei 20 quartieri in Italia al di là dei 5 grandi, io credo che sia uno strumento prezioso, dobbiamo prendercene cura e farlo tornare a crescere. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Colpo di coda dell'estate che a quanto pare non vuole finire nonostante l'autunno sia ufficialmente iniziato. Sole e caldo anomalo dunque sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 26 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, cielo sereno o velato, precipitazioni assenti. Temperature di poco sopra la media stagionale, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in genere sereno, tuttavia al mattino nel Tarvisiano saranno possibili delle nebbie che in giornata comunque si dissolveranno. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede anche in questo caso tempo molto soleggiato con temperature miti. Le minime infatti saranno comprese tra 14 e 17 gradi, le massime saranno invece sui 28-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.